Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ultima edizione per quanto riguarda lo spazio informativo su friulitv.net. Apriamo subito con gli aggiornamenti per quanto riguarda Trieste. Come sapete abbiamo già dato un flash d'agenzia nel corso del pomeriggio perché si trova in condizioni disperate, ma non è in pericolo di vita, il 25enne marocchino che è stato colpito con 5 fendenti questo pomeriggio durante una violenta colluttazione a Trieste. Il fatto è accaduto intorno alle 16:40. Secondo i testimoni si sarebbe consumato nei pressi di vicino al liceo Petrarca, tra l'altro in largo Sonnino. L'aggressore, un tunisino residente nella provincia di Gorizia, ha tentato la fuga ma è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria da parte dei carabinieri e dopodiché, dopo le pratiche di rito, è stato arrestato e condotto in carcere. Nelle prossime ore, già domani, insomma, ci sarà la convalida del suo arresto. Cambiamo argomento, parliamo di un grave incidente stradale che è accaduto in A22, per la precisione a Nogarole Rocca, in provincia di Verona. Nel pomeriggio un tamponamento in autostrada sulla 22 tra un'autovettura e un mezzo pesante, deceduto l'automobilista. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco insieme al SUEM del Veneto, ma purtroppo, seppur celeri, per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Restiamo in Veneto, però ci spostiamo a Preganziolo perché è tornato regolare dalle 18:30 il traffico ferroviario nella tratta tra Treviso e Venezia Mestre, precedentemente sospeso in prossimità della stazione di Preganziolo per l'investimento di una persona da parte di un treno in transito. La ripresa graduale dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto per i rilievi di legge e le indagini di polizia giudiziaria. Sulla mobilità ferroviaria gli effetti sono stati questi: rallentamenti fino a 100 minuti per 6 treni regionali, 5 treni regionali sono stati cancellati, mentre 5 treni regionali hanno dovuto limitare il percorso e sostituiti da autobus. Un altro sinistro della strada si è verificato in serata poco prima delle 18 in pieno centro a Codroipo. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento per l'incidente tra 2 autovetture. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire le porte bloccate di una delle vetture coinvolte nel sinistro utilizzando il divaricatore e cesoie ad olio dinamiche per raggiungere l'autista ferito, al quale hanno prestato le prime cure, applicando le tecniche di primo soccorso sanitario fino all'arrivo del personale del 118. Successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo
dei veicoli incidentati e dell'area del sinistro. Le cause dello stesso sono al vaglio della polizia locale. Lievemente ferite anche le 2 giovani all'interno della seconda vettura coinvolta. I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario giunto con 2 ambulanze, una da Udine e una da San Vito al Tagliamento. Per tutta la durata dei soccorsi la strada è rimasta chiusa al traffico. Ed ora un servizio. Rosolè è un'iniziativa importante, innovativa, guarda molto avanti e parte dal territorio, è un'esigenza sentita da tempo. È un'esperienza che premia l'eccellenza del manifatturiero nel settore del legno arredo del nostro territorio e premia il merito dei ragazzi rispetto a una sperimentazione che l'Istituto Malignani e l'Ufficio Scolastico Regionale avvieranno nell'anno scolastico 2021-22 con la presenza importante anche dei tecnici delle imprese nel corso dei percorsi formativi. È un'esperienza che non si conclude con questo protocollo che riguarda l'attività dell'istruzione all'interno del Malignani, ma che verrà ampliato con tutto il sistema della formazione tra San Giovanni al Natisone, ENAIP e Casa dell'Immacolata. È un settore economico che è molto importante in regione, a nord-est e per l'Italia. Per un settore economico che vede la regione Friuli Venezia Giulia nei primi 3 posti in Italia per fatturato e che i 3 miliardi e mezzo di questo settore rivestono il 14% del fatturato regionale manifatturiero nel suo complesso. 20.000 addetti e 2.500 imprese credo abbiano la necessità di vedere formate persone sempre più all'altezza dei compiti che avremo davanti. Andiamo a chiudere con i dati del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Su 5.677 tamponi molecolari sono stati rilevati 152 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,67%. Sono inoltre 3.644 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 89 casi, pari al 2,44%. I decessi sono 15 più 2 afferenti al mese di gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 57 e 353 quelli in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 2.792, il totalmente guariti 60.480, i clinicamente guariti 1.906, mentre in isolamento oggi risultano essere 8.761. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 74.349. In questo gruppo fanno parte anche 875 da fuori regione. E con questo è tutto, chiudiamo qui la nostra pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia e anche al vicino Veneto. Vi diamo appuntamento chiaramente domani mattina, in tarda mattinata, per gli aggiornamenti con la prima edizione di Linea Diretta, infofriulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buonanotte a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.
Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.